Allora, mister, chiudiamo l'anno da imbattuti con una prestazione notevole su un campo veramente impossibile. Sì, sicuramente, stati bravi ragazzi, ha messo cuore, anima, non era sicuramente una partita tecnicamente facile perché il campo ha messo in difficoltà le due squadre, però bisogna veramente dirgli bravi, ha messo un impegno importante, un aiuto importante, cuore, corsa, fatica, aiuto, tutte cose che ci hanno portato a fare questi risultati, insomma, quindi bisogna fargli i complimenti perché quando sono bravi bisogna dirgli che sono stati bravi. Ecco, il mercato vi ha portato sicuramente diciamo un certo numero di rinforzi importanti, quindi non si può altro che guardare al futuro con grandissima fiducia. Sì, sono arrivati dei ragazzi che sono già inseriti in un gruppo già importante perché il gruppo sta facendo delle cose importanti tutti quanti, non è il singolo, sicuramente ci può dare qualcosa in più, ma il gruppo che si è formato durante il nostro percorso è stato un gruppo importante, speciale, quindi sono solo venuti a dare una mano a un gruppo già ben avviato, insomma, quindi questa è per il momento il nostro punto di forza. Quindi chi gioca è importante, chi non gioca è importantissimo e gli altri che non entrano, non giocano sono ancora più speciali, quindi questa è stata la nostra formula fino adesso. Ecco, senti, guardando il campionato più in generale, possiamo dire che il vostro avversario sarà da qui alla fine il Ponte Crepaldo? Non so, perché io penso che noi dobbiamo fare un campionato pensando a fare un nostro percorso, quindi la nostra crescita, dobbiamo pensare domenica per domenica, ogni partita dobbiamo andare a affrontare il nostro avversario con il rispetto giusto, con la giusta mentalità, con la giusta voglia di far fatica, di aiutarsi, ma l'importante è che portiamo avanti le nostre idee e andiamo a fare le nostre partite ogni domenica, perché ogni domenica c'è sempre un avversario che può metterci in difficoltà, quindi noi dobbiamo essere preparati e lavorare forte in settimana. Il programma di queste festività? Abbiamo degli allenamenti sicuramente che dobbiamo portare avanti per vedere di migliorare sicuramente la forma fisica, qualcosa di tattico sicuro faremo, un po' di divertimento che quello non guasta mai, e proveremo delle soluzioni nuove perché adesso ci sono anche altri interpreti, quindi proveremo sicuramente delle soluzioni alternative. Penso che giocare a calcio è un'altra cosa, perché come avete visto tutti, insomma, il campo era quasi impraticabile, però come si era messa, insomma, la squadra ha anche lottato, ha fatto, che purtroppo io ho un rammarico perché sono parecchie partite che le buttiamo via così. Bisogna crescere molto, sappiamo che siamo una squadra di 11-12 titolari, non abbiamo tante riserve, si danno a fare, però la qualità tra noi e il Concordia si è vista anche sui cambi.
Indubbiamente una prima parte di stagione con il vento in poppa, eravate primi in classifica e poi c'è stata una flessione. Sì, noi siamo partiti molto bene, ma tutte le partite che abbiamo vinto non le abbiamo vinte perché eravamo più forti dell'avversario, forse avevamo un po' più fiducia e dopo purtroppo ci manca un giocatore che per noi è molto fondamentale, che è un attaccante, che è quello che ci fa finalizzare il lavoro che fa la squadra. Sai, il calcio non lo invento io, se hai giocatori che quando serve ti fanno la differenza vinci anche le partite. Adesso noi siamo in difficoltà numerica, soprattutto la squadra deve lavorare di più fisicamente, perché adesso quando trovi squadre così di alta classifica corrono di più e quindi noi dobbiamo correre di più di loro, almeno quello. Obiettivo che restano i playoff. Il nostro obiettivo è quello dall'inizio di almeno centrare i playoff. Sicuramente quest'anno, questo campionato, penso che 3-4 squadre sono veramente squadre già attrezzate per fare la promozione. Noi per Mondomio non siamo attrezzati per fare la promozione, siamo attrezzati per provare a riuscire a arrivare in promozione. Sicuramente è dura perché dopo 2 sconfitte così passi anche le feste un po', sai, il risultato è una medicina molto importante per lavorare bene. La nostra squadra deve lavorare tanto ancora per arrivare a quegli obiettivi là. Decisivo domenica scorsa, decisivo quest'oggi, la tua è veramente una grandissima stagione e soprattutto stai facendo volare la squadra. Diciamo che è un lavoro di squadra che abbiamo iniziato dall'inizio anno e speriamo di continuare così. Sono felice di fare gol, amo fare gol e continuerò a fare gol, cioè è quello che voglio. Oggi avete giocato veramente su un campo impossibile. Sì, diciamo impossibile, però l'abbiamo reso possibile, cioè con la mentalità che abbiamo riuscito a portare la partita a casa, è fondamentale. Ecco, senti, adesso che è arrivato Della Bianca che ti dà una mano lì davanti, come ti trovi? Benissimo, benissimo, diciamo, cioè imparo da lui perché ha più esperienza di me, imparo tanto, sono lì e imparo e continuo a imparare da lui.